Carabinieri e farmacisti insieme contro la truffa agli anziani, stamani presentata la campagna di sensibilizzazione. Arrivati ieri sera a Porto Empedocle le salme di 7 cadaveri morti durante la traversata dello scorso 18 marzo, trovato il corpo di un migrante dalla Guardia Costiera di Porto Empedocle a 12 miglia dalla costa. Finanziati con 20 milioni di euro la Mare Monti, strada di collegamento interna dell'area dei Sicani con il mare, stamani la presentazione a Borgo Bonsignore di Ribera. Grande risultato per il nostro territorio, afferma l'onorevole Calogero Pisano. Assemblea provinciale dei lavoratori della RSU della CGIL in vista delle prossime elezioni, presente il segretario nazionale Florindo Oliviero. Gaetano Montagnino, riconfermato segretario generale della FLAI CISL, lavoratori elettrici, ieri nel corso di un congresso che si è svolto ad Agrigento. Vince la Fortitudo in casa contro il Rimini, una vittoria importante per la classifica panoramica dei campionati di seconda e terza categoria. Buongiorno, benvenuti col nostro appuntamento di TV Notizie di oggi 3 aprile giovedì. Carabiniere, Atifar, Federfarma e Ordine dei Farmacisti di Agrigento uniti contro le truffe agli anziani. Presentata stamani la campagna di sensibilizzazione, il nostro servizio con le interviste. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento e l'Atifar Federfarma, nella qualità di presidente il dottor Pietro Amorelli, congiuntamente all'Ordine dei Farmacisti di Agrigento, presidente Maurizio Pacio, hanno avviato una collaborazione istituzionale finalizzata al coinvolgimento delle 149 farmacie della provincia di Agrigento nel sostegno di una campagna di sensibilizzazione sulle truffe ai danni degli anziani. L'iniziativa conterà proprio sulla rete capillare delle farmacie in provincia per informare gli utenti sulle varie modalità utili a proteggersi da questi reati che colpiscono le fasce più vulnerabili. In particolare apposite locandine esplicative saranno esposte sulle vetrine e riprese nelle pagine social delle farmacie, le quali provvederanno anche a mandare in onda sugli schermi presenti nei loro locali uno spot divulgativo realizzato dall'Arma dei Carabinieri e distribuendo volantini contenuti consigli per non cadere nella trappola dei truffatori. Il progetto, che si affianca all'impegno investigativo dell'Arma dei Carabinieri per il contrasto di questo tipo di reati, testimoniano dal recente arresto di presunti autori di truffe, rafforza l'impegno nel determinante settore della prevenzione, con semplici ed efficaci consigli da seguire in piena sicurezza. Tra questi il più importante è certamente quello di contattare il numero unico di emergenza, il 112, in caso di qualsiasi situazione dubbia o di pericolo. Di Agrigento, assieme a Federfarma, assieme all'Ordine dei Farmacisti, avvia questa iniziativa importante per la prevenzione del fenomeno delle truffe agli anziani. Si vuole sfruttare la capillarità e la vicinanza ai cittadini anche delle farmacie per fornire dei messaggi e diffondere consigli utili per difendersi da questi tentativi di truffa. Sono dei consigli molto semplici che possono essere applicati dai cittadini ed è importante che siano diffusi. Il terreno della prevenzione, per noi, sul terreno della prevenzione si gioca la partita più importante, perché consente appunto ai cittadini di difendersi in piena sicurezza e di essere a conoscenza appunto di quei consigli che possono impedire di cadere vittima delle truffe. L'Arma dei Carabinieri è impegnata ovviamente anche investigativamente per contrastare questi reati, ma la prevenzione è fondamentale e credo che questa iniziativa contribuirà a rafforzare il nostro impegno su questo settore. L'Ordine dei Farmacisti insieme a Federfarma e dietro ovviamente il patrocinio di chi ha avuto l'idea, ovviamente in questo caso il Comando dei Carabinieri, vuole portare avanti un ragionamento che veda coinvolti tutti i farmacisti che lavorano al banco, perché ovviamente le farmacie rappresentano soltanto, Federfarma rappresenta solo le farmacie, ma all'interno delle farmacie lavorano tanti collaboratori, tanti farmacisti che non sono titolari o direttori di farmacia, ma che devono essere fortemente motivati su un percorso del genere che li vede quotidianamente affrontare tante patologie, soprattutto nell'ambito della prevenzione nei confronti degli anziani, e soprattutto un anziano che subisce una violenza anche di natura psicologica è un anziano che aggrava notevolmente le sue patologie e quindi si trova molto spesso a rispondere in maniera
non equilibrata dalle persone che in malafede lo avvicinano. Quindi è chiaro che l'anziano va seguito, va accompagnato e in questo caso va diciamo fatto sentire un amico, l'amico del farmacista come lo è sempre stato, perché a lui si rivolge per qualunque tipo di consiglio e entrando in una farmacia cerca sempre il suo farmacista di riferimento. E quindi è chiaro che tutto l'ordine dei farmacisti è impegnato ad sensibilizzare i colleghi che ovviamente vedono positivamente questo ruolo sociale che quotidianamente il farmacista svolge e ha dimostrato di avere svolto in tutti questi anni, e soprattutto la pandemia ne è stato un segno tangibile di tutto questo. E quindi insieme ai carabinieri e alle forze dell'ordine i farmacisti rimangono in primo piano impegnati a fare una seria campagna di prevenzione e di vigilanza a tutte le persone deboli che entrano quotidianamente in farmacia. Sì, le farmacie hanno accolto e sposato subito la richiesta di collaborazione da parte dei comandi provinciali dei carabinieri, perché avendo una clientela formata da molti anziani possiamo sicuramente informare per prevenire questi reati così odiosi che colpiscono soprattutto anche nella nostra provincia. Siamo impegnati ogni giorno con la nostra opera nell'ambito sanitario, ma ancor più con la nostra opera nell'ambito sociale, come in questa occasione. E quindi ringraziamo il Comando Provinciale dei Carabinieri per averci coinvolti e noi abbiamo raccolto con entusiasmo l'invito. In ogni farmacia i nostri cittadini troveranno dei consigli per prevenire queste truffe, troveranno dei dépliant che possono portare anche a casa, o i figli possono portarli ai genitori, e le locandine e tutte le informazioni per prevenire questi reati. 7 le salme, 6 uomini e una donna incinta arrivate ieri a Porto Empedocle da Lampedusa a bordo della nave Sansovino. Le vittime riguardano l'ultimo naufragio che si è consumato il 18 marzo. L'intervista al prefetto di Agrigento Caccamo. È un momento sempre triste questo. È un momento doloroso perché quando si hanno davanti delle bare, quindi è sempre un momento di tristezza e di grande dolore. Però ecco, è l'ennesima tragedia che si consuma in mare, però d'altra parte vediamo che questo territorio è sempre disponibile ad accogliere e soprattutto io mi sento di dire che i sindaci ancora una volta rispondono in pieno, quindi in questo caso sono diversi sindaci che hanno dato disponibilità per la tumulazione delle salme. Quindi questo è ancora di più sintomatico, ecco, di una provincia che accoglie, di una provincia sensibile e che non rimaniamo assolutamente insensibili a queste tragedie. Quindi questo mi sento di dire, è un momento, come ho detto, di grande dolore. È l'auspicio che tutti ci auguriamo è che non dobbiamo ripetere riti davanti a delle salme. Quindi ecco, nuovamente grande applauso alle amministrazioni comunali che mostrano veramente grande collaborazione in un periodo. E nella serata di ieri una motovedetta della Guardia Costiera di Porto Empedocle ha recuperato un corpo a 12 miglia dal porto, in provincia di Agrigento. Il cadavere è un uomo robusto di origine subsahariana. Il servizio. Cadavere di un migrante ritrovato a Porto Empedocle. Nella serata di ieri una motovedetta della Guardia Costiera Empedoclina ha recuperato un corpo a 12 miglia dal porto di Porto Empedocle. Il corpo è di un uomo robusto e di origine subsahariana, probabilmente è morto per annegamento o ipotermia nel canale di Sicilia. L'ipotesi accreditata che sia uno di quei migranti deceduti nel naufragio di Lampione dello scorso 18 marzo. In quel frangente vennero recuperati 10 superstiti e ben 7 corpi senza vita. Il cadavere è stato trasportato nella camera mortuaria del cimitero di Porto Empedocle. Toccherà ora alla polizia scientifica eseguire gli esami per la catalogazione del DNA dell'uomo.
Intanto a Lampedusa sono sbarcati 100 migranti col mare in tempesta nella notte fra sabato 29 e domenica 30 marzo. Nel dettaglio, i migranti provengono dal Pakistan e dal Bangladesh e sono riusciti a raggiungere la costa di Lampedusa nonostante il mare in tempesta, nonostante la stanchezza e le difficoltà affrontate durante la traversata. I migranti sembrano essere in buone condizioni. A Borgo Bonsignore di Ribera si è tenuta oggi una conferenza stampa dei sindaci dell'area interna dei Sicani. Durante l'incontro i sindaci dei comuni dell'area interna e i tecnici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento hanno presentato i dettagli del progetto legato ai recenti finanziamenti di 20 milioni di euro sulla Mare Monti. Le interviste. Ingegnere Michelangelo Di Carlo, lei è il progettista di questi lavori. Sì. Praticamente il lavoro è stato diviso in 4 lotti. Vabbè, un attimo. In parte Sì, un attimo. Ingegnere Michelangelo Di Carlo, questi lavori molto importanti per le arterie stradali provinciali, dove si interverrà e come? Dunque, il percorso si svolge lungo le strade provinciali che interessano sia il territorio di Ribera, sia quello di Cianciana, sia quello dei paesi limitrofi come Luccasicola, Villafranca, eccetera. Infatti all'origine fu finanziato dalla SNAI, dalla Strategia Nazionale Aree Interne Sicani. Poi purtroppo per un problema di aumento di costi, nel momento in cui è stato finanziato, praticamente non era più sufficiente la cifra precedentemente prevista, pari a 13 milioni e mezzo circa, ma nel fare l'aggiornamento prezzi per cui era stato disposto un obbligo di legge, praticamente il costo è diventato di oltre 19 milioni. Quindi il progetto si articola in 4 lotti, dove nel primo lotto dell'importo complessivo di 3.504.000 euro interessa la SP57 e la SP61. Per intenderci, si parte dalla 115 in corrispondenza del bivio per Borgo Bonsignore, si attraversa andando verso Ribera la SP57, poi si va ad innestare sulla SP61. Arrivata a un certo punto è quasi ferma, dove si ferma un bivio con una ex consortile, la SP18, l'SPC18. Il secondo lotto di 8.520.000, quindi bello corposo, si parte dalla SP18, cioè dall'incrocio con la SP61, poi va a innestarsi sulla SP32 sulla Ribera Cianciana, la percorre per un lungo tratto fino a inserirsi sulla SP non classificata numero 5, che collega la SP32 Ribera Cianciana con la SP34 Bivio Tamburello Bivona. Il terzo lotto invece, il terzo lotto dell'importo di 5.340.000, partendo dalla fine della non classificata numero 5, percorre tutta la SP34 Bivio Tamburello Bivona fino a Bivona. Abbiamo un quarto lotto di importo più piccolo che è stato redatto di 2.140.000, che è stato redatto per agevolare i collegamenti, quindi fare una manutenzione straordinaria nei collegamenti che vanno per esempio la SP35A da Luccasicola fino all'asse di cui stiamo parlando. La SP32, siccome la 32 nel secondo lotto si interrompeva all'innesto con la SP con la non classificata numero 5, a questo punto noi continueremo fino a Cianciana il percorso con questo progetto. Poi c'è la 19B, poi c'è la 31 la Cattolica Cianciana e poi la SP29 la Cattolica Montallegro. Sostanzialmente non si tratta di un ammodernamento, ma si tratta di una manutenzione straordinaria delle strade, una buona manutenzione straordinaria, perché purtroppo finora abbiamo camminato così a tantoni lungo tutte le strade provinciali, perché
tutti i finanziamenti che sono stati erogati sia dal Ministero che dalla Regione non sono mai stati sufficienti per fare un'opera completa, per cui si è data priorità alla viabilità fondamentale, cercando di mettere in sicurezza tutta l'altra viabilità, considerando che la provincia praticamente si occupa di circa 1200 km di strade. Quando saranno appaltati questi lavori? I lavori questi che ho letto ad ora sono i decreti di finanziamento di tutti e 4 i lotti. Praticamente stiamo programmando le date delle gare, e penso che tra il fine del mese aprile e dentro il mese di maggio tutti e 4 i lotti verranno calendarizzati per le gare. Quindi fatte le gare, noi speriamo qualcuno di appaltarlo prima dell'estate, cioè entro fine giugno e primi di luglio, e entro fine estate comunque verranno appaltati tutti. Sindaco Cenà, oggi è una giornata importante, finalmente si metterà a mano su arterie stradali provinciali che da tempo non avevano ammodernamenti. Sì, oggi è una bella giornata per il nostro territorio, perché questo finanziamento di 20 milioni di euro che ha erogato l'assessorato alle infrastrutture nei confronti del libero consorzio Agrigento ci dà la possibilità di portare avanti veramente un percorso che abbiamo fatto i sindaci delle aree interne, che grazie a una delibera fatta nel 2021 abbiamo messo in salvaguardia queste risorse. Con la delibera 520 il governo regionale ha preso atto della salvaguardia, e oggi abbiamo la possibilità, grazie al passaggio ai fondi POC, di avere questo importante finanziamento che prima era di 14 milioni di euro, però poi ci sono stati 3 aggiornamenti dei prezzari e quindi non erano più sufficienti le risorse, e abbiamo trovato altri 6 milioni di euro per un complessivo di 20 milioni. Questo darà la possibilità di poter ammodernare quella che è la Bivona Borgo Bonsignore, sia la 32 che la 34, e sono delle strade che hanno bisogno di interventi per far uscire dalla marginalità territoriale quei comuni che soffrono da tanto tempo e da tanto tempo aspettano questi importanti finanziamenti. Non è questa la Mare Monti, bisogna dirlo, la Mare Monti ha un percorso diverso, è stata finanziata dal governo, la progettazione del governo Musumeci per 7 milioni di euro, e quella avrà bisogno di risorse per 100 milioni di euro. In questo momento questo è un primo finanziamento che ci ha accordato la Regione, che darà un respiro ai comuni dell'entroterra. E il deputato nazionale agrigentino Calogero Pisano, in merito al finanziamento di 20 milioni di euro da parte della Regione per la costruzione della strada Mare Monti, arteria di collegamento tra la fascia costiera e l'entroterra montano agrigentino, ha affermato: è un grande risultato per il nostro territorio, voglio esprimere un ringraziamento particolare all'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò e a tutto il governo Schifani, che hanno ancora una volta dimostrato di avere a cuore le esigenze della provincia di Agrigento e di intervenire concretamente per migliorare la sua rete di infrastrutture. Ora aspettiamo l'iter procedurale per l'affidamento dei lavori e l'avvio di un cantiere che segnerà una svolta per il sistema viario agrigentino. Passiamo alle notizie sindacali. Assemblea provinciale stamane dei lavoratori della RSU della CGIL in vista delle prossime elezioni per le rappresentanze sindacali negli uffici pubblici. Presente il segretario nazionale Florindo Oliviero, oltre ai vertici provinciali del sindacato. Noi eravamo sul posto. Segretario, ecco, oggi un'importante riunione dell'RSU, la funzione pubblica, ecco perché dare il consenso all'interno del sindacato dell'RSU alla CGIL? Per il semplice fatto che siamo presenti tutti i giorni e non aspettiamo il momento delle elezioni per presentarci tra i lavoratori, perché ci occupiamo dei lavoratori in quanto tali, e quindi quando il governo gli taglia le risorse economiche in busta paga siamo in piazza, andiamo a protestare, andiamo a scioperare, perché quando tagliano le risorse per fare funzionare i servizi pubblici la CGIL è presente, quindi siamo presenti tutti i giorni, non un giorno ogni 3 anni.
Perché siamo quelli che scendiamo in piazza a difendere i cittadini, i lavoratori in quanto tali, ma anche perché cittadini. Perché quando il governo taglia le risorse per gli enti locali significa privare di servizi importanti anche l'impiegato pubblico, perché poi non ci sono asili nido, poi non ci sono sufficienti risorse per i disabili, per i genitori anziani. Ecco perché abbiamo bisogno di una CGIL all'interno dei posti di lavoro forti, perché siamo il sindacato confederale che si occupa del lavoratore in quanto tale, ma anche quando cittadino. Oggi assemblea dell'RSU, dell'FP CGIL, FP sta per Funzione Pubblica, con Florindo Olivieri. Ecco, quanto sono importanti, l'RSU all'interno di un'amministrazione comunale? Hanno un ruolo importantissimo perché curano il contratto decentrato che è previsto dalla contrattazione nazionale, quindi c'è una quota di salario, il salario accessorio, che viene programmato dall'RSU. Avere un RSU forte, preparata, nel confronto con la controparte che sono i comuni, può portare a favorire i lavoratori sia dal punto di vista organizzativo ma anche nel salario accessorio e quindi aumentare le entrate dello stipendio. Ecco, qual è la situazione oggi del comparto pubblico per i lavoratori dipendenti che spesso sono legati alla precarietà, però stiamo vedendo che molti comuni hanno risolto questa problematica? Sì, per quanto riguarda la precarietà noi in provincia di Agrigento siamo riusciti man mano con delle esperienze pilota prima, ma poi tutti gli altri comuni si stanno adeguando ad aumentare le ore ai lavoratori, combattendo il part-time non voluto dai lavoratori. Quindi su questo noi abbiamo fatto una grande battaglia e i risultati si cominciano a vedere. Però c'è anche un problema più grande della contrattazione nazionale sul recupero dell'inflazione degli ultimi 3 anni, che è stata pari al 16,5%, questo specialmente nel comparto funzioni locali, i comuni, i consorzi e la provincia, dove ci sono stipendi ancora più bassi di tutto il comparto pubblico, quindi si tratta di fare una battaglia e questo appuntamento del rinnovo dell'RSU è importantissimo per fare capire al governo che dobbiamo recuperare il potere d'acquisto dei lavoratori e delle loro famiglie. Segretario, quando è che si andrà a votare? Allora, il 14, 15 e 16 aprile tutti i lavoratori del comparto pubblico, quindi sia le funzioni centrali, ministeri, agenzie, enti locali, con l'esclusione solo della regione, devono esercitare questo diritto e lo devono fare in massa per aiutare l'organizzazione sindacale a portare avanti tutti gli interessi dei lavoratori. Oggi sono importantissime perché oltre a eleggere i rappresentanti dei lavoratori in ogni posto di lavoro a cui affidiamo la contrattazione decentrata, sono ancora più importanti perché rispondono all'esigenza di dire chiaramente al governo che non è possibile sottoscrivere contratti collettivi nazionali di lavoro che fanno impoverire le persone pur lavorando, perché è stato sottoscritto il 27 gennaio un contratto collettivo che in presenza di un'inflazione del 16,5% ha restituito ai lavoratori soltanto il 6%. Prendiamo un funzionario del Ministero, aveva a dicembre del 2021 uno stipendio lordo di 1.960 euro, ha avuto una perdita per colpa dell'inflazione di 320 euro, questo contratto gli ha dato 155 euro. È l'unica possibilità, l'ultima possibilità che i lavoratori pubblici hanno per dire innanzitutto al governo, ma anche ai sindacati che hanno rinunciato a rappresentare i loro diritti per assecondare la volontà del Ministro, che non è possibile avere un contratto in perdita e soprattutto che il sindacato deve sempre rappresentare gli interessi dei lavoratori perché il governo è già forte di suo. Ecco, votare la CGIL è utile anche a quei lavoratori che sono iscritti ad altre organizzazioni sindacali e che devono dare un segnale anche ai propri rappresentanti per dire che o fanno il sindacato oppure è meglio che cambino mestiere. Il nostro è un voto di democrazia, quindi noi ci confrontiamo con i lavoratori proprio per una questione anche di trasparenza, per dire un po' tutte le iniziative che stiamo mettendo in campo anche nei confronti di questo governo che sta penalizzando il lavoro pubblico. L'RSU sono un momento importante dove i lavoratori chiederanno e capiranno da chi vogliono essere rappresentati. Noi non abbiamo sottoscritto il contratto delle funzioni centrali,
e credo che il risultato che verrà da questo appuntamento elettorale darà un segnale chiaro a questo governo che i lavoratori non vanno mortificati dal punto di vista economico, ma vanno incentivati. Quindi la nostra battaglia continua e le RSU saranno anche un momento per mandare un segnale a questo governo per dire che il lavoro pubblico rappresenta sicuramente per l'Italia uno dei passi più importanti per il nostro Paese. Quindi auspichiamo che il governo nazionale riveda un po' le sue posizioni, metta in campo tutte quelle risorse necessarie che servono un po' a tutelare e garantire il lavoro pubblico nella nostra Italia. E Gaetano Montagnino è stato riconfermato segretario generale della FLAEI CISL Sicilia, la federazione regionale dei lavoratori elettrici della CISL. A eleggerlo il congresso regionale della federazione che si è svolto ieri proprio ad Agrigento. Le interviste. Agrigento oggi è stata scelta dalla CISL FLAEI per questo congresso regionalmente, ecco, un settore sicuramente molto importante anche per quello che riesce a fare nel settore, un settore che però viene frantumato in tantissime compagnie dopo la liberalizzazione. Sì, siamo molto contenti e onorati che la FLAEI Sicilia ha scelto il nostro territorio, Agrigento, per celebrare il loro congresso. Abbiamo, tra l'altro, tra la scelta appunto è caduta su Agrigento perché Agrigento, come sappiamo, vive il titolo di Capitale della Cultura 2025, quindi stiamo cercando anche con i nostri congressi di dare, diciamo, seguito a quella vetrina che Agrigento appunto merita di avere durante questo periodo. Voi siete stati un po' critici anche come cartello sociale, voi fate parte per Agrigento Capitale 2025? Assolutamente sì, siamo stati critici, ma solo per auspicare che il titolo possa avere davvero quello che meriti e bisogna accelerare immediatamente e mettere a terra tutto il programma che è stato pensato e abbiamo più volte detto, l'ho detto anche io durante il mio congresso, che bisogna che Agrigento Capitale della Cultura viva davvero questo momento come un momento importante affinché non sia limitato nel tempo di questo anno, ma possa avere delle ripercussioni in termini positivi, chiaramente, come occupazione e come investimenti reali e concreti che possono rimanere all'interno della città e anche di tutta la provincia di Agrigento. Ma quando c'è dibattito, quando c'è democrazia, quando c'è il rinnovo degli organismi è tutto molto positivo. Io credo che il sindacato sia rimasto uno dei pochissimi soggetti che ha questi elementi di forte democrazia. Ci sono giovani, ci sono donne, si parla di problemi, ci si confronta, ci sono ordini del giorno, si vota. Credo che sia una grande testimonianza che dà il sindacato. Oggi il congresso regionale qui ad Agrigento, tante le tematiche dibattute in materia. Sì, infatti, tante perché sempre inerenti al settore elettrico che ovviamente in tutta l'isola è di fondamentale importanza perché serve appunto per le imprese, per le famiglie e per i cittadini. La situazione dei lavoratori in un settore che viene sempre più parcellizzato? Il settore viene parcellizzato e quindi ovviamente questo ha delle ricadute sulle bollette, diciamo, e sulle famiglie. Ovviamente noi cercheremo di riunificare tutta la parte elettrica, così come abbiamo detto anche in relazione, perché crediamo che il servizio elettrico non vada frantumato, anzi vada unificato e vada perseguita, diciamo, l'importanza che ha a livello di paese e di regione. La situazione in Sicilia qual è? La situazione in Sicilia è che le aziende del settore elettrico sono sicuramente le aziende che danno un servizio di alta qualità, ma dobbiamo cercare di migliorare perché gli investimenti che ci ha dato anche il PNRR devono essere messi in campo lì dove serve affinché miglioriamo la rete e possiamo anche consentire ai produttori di energia rinnovabile di potersi allacciare e anche alle famiglie di avere un'energia sicura e di qualità. Qual è la vostra sfida? La nostra sfida è quella di rilanciare il settore elettrico, di poter ovviamente migliorare anche la condizione dei lavoratrici e lavoratori del settore, sempre in un'ottica di un miglioramento sia economico ma anche di qualità e di vita, anche di smart working fra vita lavoro e vita familiare.
La FLEI sfida il futuro pensando di mettere al centro l'importanza del settore elettrico in questa regione. Come CISL Sicilia sosteniamo le politiche che la nostra federazione sta mettendo in campo, abbiamo bisogno di maggiori investimenti, abbiamo soprattutto bisogno che questi investimenti si traducano in migliore qualità del servizio e soprattutto riduzione del costo delle bollette. Ecco, la CISL cosa fa in questo senso? La CISL in questo senso sta sollecitando il governo regionale a mettere in piedi un piano energetico regionale nuovo che abbia delle caratteristiche che possano contribuire al miglioramento della qualità del servizio in questa regione. Serve per far questo che tutti insieme, imprenditori da un lato, aziende dall'altro, sindacato, si stabiliscano le priorità per poter sviluppare un qualcosa che sia utile all'insediamento delle imprese in questo territorio. Parliamo di sicurezza del lavoro. Il 1° maggio voi farete presente a una manifestazione a Casteldaccia? Sì, diciamo che la sicurezza sul lavoro è fondamentale perché tutte le persone che escono per lavorare devono poter tornare a casa. Il 1° maggio a Casteldaccia ci sarà una delle 3 piazze nazionali in cui si parlerà di questo tema. Quindi il 1° maggio dedicato a salute e sicurezza significa che CGIL, CISL e UIL vogliono guardare con attenzione a questo tema e soprattutto vogliono riaccendere o continuare ad accendere questo faro su un tema che è fondamentale. Per la sicurezza bisogna che cambi la cultura, per la sicurezza bisogna che si vada nelle scuole, per la sicurezza bisogna che ciascuno faccia il proprio lavoro e soprattutto che sappia quali rischi ci sono all'interno del lavoro che fa. Per noi sarà fondamentale il 1° maggio essere in piazza, saremo tantissimi, anzi invitiamo le persone ad esserci a Casteldaccia e a Palermo. Linea alla regia per la pubblicità. Il mare è assediato da reti illegali e quanto successo a Realmonte nelle vicinanze della Scala dei Turchi, gli studenti dell'Istituto Anna Franchi, alcuni facenti parte di un progetto Erasmus, a conclusione di un'iniziativa di educazione ambientale, non hanno potuto liberare una tartaruga caretta caretta per via della presenza di reti da pesca non conformi alla legge. Il servizio. L'Associazione Mare Amico di Agrigento e l'Istituto Zooprofilattico di Palermo, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Anna Franchi di Agrigento e la Capitaneria di Porto Empedocle, hanno organizzato un progetto di educazione ambientale che doveva concludersi con la liberazione di una tartaruga caretta caretta ai piedi della Scala dei Turchi a Realmonte. Purtroppo non è andato tutto per il verso giusto per colpa di alcuni pescatori incivili che avevano collocato numerose reti di posta a pochi metri dalla riva in un periodo in cui questa tecnica di pesca risulta vietata dalla legge. Tutto ciò ha provocato tante delusioni ad una 50ina di studenti agrigentini e una 40ina di studenti Erasmus provenienti dalla Grecia e dalla Germania, ed anche all'ex sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca presente all'evento. Non potevamo far rischiare a una tartaruga appena guarita di finire tra le maglie di queste reti illegali e quindi responsabilmente abbiamo deciso di rilasciarla in alto mare utilizzando un'imbarcazione della Capitaneria di Porto. Alla fine noi abbiamo tanta rabbia, abbiamo registrato tanta frustrazione da parte degli studenti. Vasta operazione antidroga con 19 indagati e 2 arresti effettuati nel Messinese, i colleghi di Messina. Vasta operazione antidroga con 19 indagati nel Milazzese. Gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione, nella giornata di ieri, ad una ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Messina, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, con la quale sono stati arrestati 2 uomini ritenuti gravemente indiziati di far parte di un'articolata associazione a delinquere, finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Le indagini svolte dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo hanno portato alla luce un fiorente traffico di stupefacenti condotto da un gruppo organizzato operante nell'Interland dei comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto e che alimentava anche un rilevante flusso di sostanza stupefacente del tipo cocaina verso le isole Eolie. In arresto sono finiti 2 esponenti del più ampio gruppo criminale, rispettivamente un 36enne ed un 63enne, mentre altri 17 soggetti sono stati indagati in quanto ritenuti responsabili di innumerevoli cessioni di stupefacente talvolta rivolte in favore di giovanissimi assuntori. Inoltre 5 degli indagati per lo spaccio al dettaglio dovranno sottoporsi all'interrogatorio disposto dal GIP del Tribunale di Messina, che all'esito valuterà se accogliere la richiesta di misura cautelare restrittiva avanzata dalla Direzione Distrettuale Antimafia per ciascuno di essi.
L'indagine ha documentato il rilevante volume di affari dell'associazione interessata a massimizzare i profitti, anche attraverso il controllo di un capillare flusso di stupefacente che foraggiava il mercato illecito dei diversi comuni dell'Interland di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, nonché quello delle isole Eolie dove la sostanza sbarcava occultata all'interno di mobilio e ciclomotori, destinati ad uno degli indagati. Oltre un centinaio sono le cessioni accertate e contestate ai singoli pusher incaricati dall'organizzazione di curare sia lo smercio al dettaglio sia la fornitura all'ingrosso in favore di soggetti a loro volta dediti al traffico di stupefacente, prevalentemente marijuana e cocaina. L'attività di indagine antidroga compiuta dai poliziotti del commissariato di Milazzo costituisce l'ulteriore conferma dell'interesse delle organizzazioni criminali verso l'illecito traffico di sostanze stupefacente connesso agli ingenti profitti economici necessari per fronteggiare le sempre crescenti esigenze del clan. Per la vasta operazione di polizia, durante la quale sono state eseguite numerose perquisizioni domiciliari alla ricerca di ulteriore sostanza stupefacente, sono stati impiegati oltre 40 poliziotti coordinati dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo che in particolare si è avvalso della collaborazione della squadra mobile di Messina, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barcellona Pozzo di Gotto e del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale. Maxi operazione in materia di falsi bonus edilizi con investimenti in oro e criptovalute sequestrati dalla Guardia di Finanza, beni per circa 19 milioni di euro e 90 indagati. Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito una misura cautelare reale disposta dal GIP su richiesta della locale Procura della Repubblica che ha portato al sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 19 milioni di euro. Il provvedimento riguarda 107 soggetti tra imprese e persone fisiche. Le indagini hanno smascherato una organizzazione criminale composta da imprenditori e professionisti dedita a frodi nel settore dei bonus edilizi. Il gruppo gestiva 19 imprese edili, tutte con sede a Palermo, coinvolte nell'emissione di fatture per ristrutturazioni fittizie per un valore complessivo superiore ai 26 milioni di euro. L'attività investigativa ha permesso di ricostruire il modus operandi dell'associazione per delinquere articolato in 3 fasi principali. Le società coinvolte applicavano lo sconto in fattura ed emettevano fatture per operazioni inesistenti, simulando lavori mai eseguiti e generando crediti di imposta fittizi, poi utilizzabili in detrazioni o cedibili a terzi. I crediti così ottenuti venivano ceduti a intermediari finanziari garantendo una immediata monetizzazione. I titolari d'impresa destinavano parte dei proventi illeciti a bonifici su conti correnti personali, prelievi in contanti, acquisti di oro, criptovalute, beni mobili e immobili, nonché alla sottoscrizione di buoni fruttiferi postali. Oltre ai 7 membri dell'associazione risultano indagate 83 persone tra amministratori delle imprese coinvolte e committenti compiacenti accusati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata. Alcuni imprenditori sono inoltre segnalati per reati fiscali tra cui dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, nonché per autoriciclaggio, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Le ultime 2 fattispecie riguardano in particolare la compravendita di 16 immobili fittiziamente intestati a terzi, acquistati in parte con i proventi della frode. Le condotte di autoriciclaggio invece si riferiscono all'impiego dei profitti illeciti in operazioni speculative, tra cui l'investimento in immobili, buoni fruttiferi, postali e criptovalute. Nell'ambito dell'inchiesta risultano indagate anche 10 società di capitali per illeciti legati alla responsabilità amministrativa dell'ente. L'operazione mira così a sottoporre a vincolo cautelare ingenti crediti di imposta ancora presenti nei cassetti fiscali, al fine di interromperne la circolazione e prevenire ulteriori danni all'erario. Sono stati inoltre sequestrati decine di rapporti finanziari, 50 immobili, autoveicoli, imbarcazioni e numerose quote societarie. L'intervento, lo ricordiamo, si aggiunge a un precedente sequestro di 8 milioni di euro già eseguito nel corso delle indagini.
A Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dopo 12 anni, nuovi sviluppi sull'omicidio di Giovanni Perdichizzi, 2 gli arresti fatti dalle forze dell'ordine. I colleghi da Messina. A distanza di 12 anni arrivano nuovi sviluppi sull'omicidio di Giovanni Perdichizzi, commesso a Barcellona Pozzo di Gotto la sera di Capodanno del 2013. I carabinieri del ROS, con il supporto in fase esecutiva del Comando Provinciale Carabinieri di Messina, hanno arrestato nei giorni scorsi 2 destinatarie di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emesse dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina. Si tratta di Salvatore Bucolo, 35 anni, e Giovanni Crinò, 39 anni. Il primo è accusato di essere l'autore materiale dell'omicidio, mentre il secondo sarebbe stato il complice. Sulla scorta del materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Messina, Direzione Distrettuale Antimafia, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei 2 indagati per i delitti in concorso in omicidio premeditato e di concorso nel porto illegale in luogo pubblico di un'arma comune da sparo, entrambi commessi al fine di agevolare le attività dell'associazione di stampo mafioso, cosiddetta dei Barcellonesi, operante a Barcellona Pozzo di Gotto e sulla fascia tirrenica della provincia di Messina. Le indagini hanno consentito di fare luce sull'agguato nei confronti di Giovanni Perdichizzi, all'epoca 41enne, ritenuto vicino alla famiglia mafiosa dei Barcellonesi e referente del gruppo operante nel quartiere San Giovanni, comune di Barcellona Pozzo di Gotto. La vittima sarebbe stata incaricata di tenere la cassa del gruppo criminale, nonché della raccolta dei proventi derivanti dalle estorsioni effettuate nel territorio di competenza. Grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e alla meticolosa attività investigativa, è emerso che l'omicidio venne deciso poiché Giovanni Perdichizzi avrebbe trattenuto per sé parte dei proventi. Quella sera la vittima si trovava in un bar di piazza Sant'Antonino quando un killer a volto coperto ed armato di fucile a canne mozze gli sparò in pieno volto uccidendolo, per poi fuggire con un complice che lo attendeva fuori su una motocicletta. Le indagini si erano concentrate subito sul regolamento di conti. L'ipotesi della matrice mafiosa, suffragata anche dalle modalità del delitto, è quella ritenuta più probabile dagli investigatori. Durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP Arianna Raffa, alla presenza del pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia Antonella Fradà, Salvatore Bucolo, accusato di essere l'autore materiale dell'omicidio, assistito dal suo legale, l'avvocato Filippo Barbera, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'avvocato Barbera ha annunciato di seguire attentamente lo sviluppo delle indagini e di lavorare sulla strategia difensiva. Il mio assistito, ha dichiarato il legale, ha già respinto le accuse, dichiarando la sua totale innocenza. Naturalmente stiamo approfondendo lo studio degli atti e al momento non escludiamo di ricorrere al Tribunale della Libertà. Va comunque detto con chiarezza finora, prosegue il legale, che contro di lui non c'è nessuna prova diretta, ma solo i racconti, tutti da vagliare e dimostrare, di alcuni collaboratori di giustizia. Giovanni Crinò, difeso dall'avvocato Tino Celi, è stato invece ascoltato per rogatoria dal GIP di Siena, dove si trova già detenuto per altre vicende giudiziarie. Si precisa che per gli indagati vale il principio di non colpevolezza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Passiamo ora allo sport. La Fortitudo Basket porta a casa una vittoria importantissima contro la squadra del Rimini, giocata in casa con il punteggio di 79-68, 2 punti pesanti conquistati per la classifica. Sentiamo il coach Quilici. Ecco, ritornando alla partita all'andata, mi sembra che abbiamo subito 103 punti all'andata. Oggi Agrigento ha fatto registrare veramente un'ottima difesa. Secondo me sei riuscito, ecco, a mettere la partita, soprattutto in difesa, sul binario giusto. Una nota stonata, poteva sfuggire di mano la partita nell'ultimo quarto, sembra 6 minuti senza segnare nessun canestro. E infine la prova di Peterson, che sembra essersi totalmente riconciliato col pubblico, ci si è preso tanti applausi, incoraggiamenti. È stato, ecco, mi piacerebbe sapere, insomma, come giudichi la sua prestazione. Ma allora, parto dall'ultima. Obiettivamente Mait ha sempre fatto un gran lavoro durante la settimana
e gli è mancata un po' di fiducia non da parte nostra, un po' di fiducia, un po' di continuità, perché aveva già fatto delle discrete prestazioni ma senza riuscire a dare continuità. Ora il suo obiettivo è in questo finale di stagione di mantenere questo standard, perché onestamente durante la settimana ha sempre tenuto e è sempre andato in crescendo. Magari questo può essere anche quella scintilla che lo conferma, che gli dà un pochino più di solidità, e me lo auguro, perché abbiamo bisogno della sua presenza, della sua fisicità e delle cose che sa fare, che oggi ha fatto benissimo: prendere i rimbalzi, stare in difesa, coprire, e anche è riuscito anche a mettere dei canestri importanti. Detto questo, in difesa oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione. Sì, è vero, a un certo punto, quando sono tornati a -3 sul 66-63, non avevo la sensazione che non avessimo l'inerzia della partita. L'inerzia era ancora ballerina, ma stavamo continuando a difendere nonostante il parziale, perché è stato un parziale molto lungo. Non è stato un parziale dove abbiamo preso 10 punti in 3 azioni, abbiamo preso, se non mi sbaglio, eravamo più 12, dal più 12 siamo arrivati a più 3, ci abbiamo messo un bel po'. Cambiando quintetti, cambiando situazioni, avevo spremuto molto sia Chiarastella che Morisci. Oggi Morisci aveva la febbre, quindi ha giocato anche con un peso importante addosso, e quindi ho dovuto cercare anche di gestire un attimo le energie, e nonostante il parziale non siamo mai usciti emotivamente dalla partita, e questo secondo me è l'aspetto più importante. Dove è stata oggi più forte la Fortitudo rispetto a Mestre? Ma oggi siamo stati concentrati dal primo secondo di partita. La statistica dice 39 minuti e 9 secondi di vantaggio, praticamente senza mai alzare il piede dall'acceleratore, rimanendo concentrati sulle cose che abbiamo provato, perché anche nei momenti in cui non abbiamo fatto canestro, comunque ogni canestro di Mestre è stato, tra virgolette, avventuroso, non ci sono stati canestri regalati o particolarmente facili, quindi nella concentrazione spalmata sui 40 minuti. E questo dovrebbe essere, ed è difficile, lo so, mi rendo conto, per tutta una serie di motivi, dovrebbe essere quello che ci proponiamo di fare di qui fino alla fine della stagione. Ci aspettano altre 4 finali, possiamo definirle così. Quanto pesano i punti di oggi? I punti pesano perché avessimo perso non potevamo lottare che per le posizioni nobili del play-in, il 7° e l'8°. Vincendo oggi c'è ancora una porta che non è chiusa, non è nemmeno aperta, perché dobbiamo andarci a conquistare i punti per andare al play-off, entrare nelle prime 6 in una trasferta difficilissima che è la prossima Omegna, in casa Confidenza, che è un turno tutt'altro che facile, a Desio che è in lotta per la salvezza, e a San Vendemmiano, che in casa con San Vendemmiano, che è lì che può giocare addirittura ancora per il primo posto. Quindi saranno finali, ma onestamente in questo girone di ritorno partite non con questo peso specifico non ne abbiamo vissute. È stato un crescendo, e ora mi sembra le ultime 2 prestazioni, perché anche la sconfitta con Treviglio comunque emotivamente abbiamo fatto una partita, direi, piena, ecco, al di là dello scarto, al di là del fatto che abbiamo perso la partita. Adesso dobbiamo provare a alzare, giochiamo con avversari che sono della nostra portata, perché hanno 2 gambe e 2 braccia come noi, non è che sono extraterrestri, però dobbiamo riuscire a imporre questo tipo di energia, questo tipo di presenza mentale da parte di tutti quelli che vengono impiegati in campo. Vediamo ora una panoramica dei campionati minori di seconda e terza categoria, illustrata dal collega Carmelo Lentini. E adesso ci occupiamo dei campionati minori di terza e seconda categoria. Nel campionato di terza categoria Agrigento, a 4 gare dal termine, rimane tutto in bilico per il salto in seconda. Le 2 squadre più accreditate sono al momento Favara Calcio e Bovo Marina Montallegro, distanziate tra esse di appena 1 punto. E sia la compagine favarese che quella montallegrese hanno vinto entrambe questo turno, e ciò ha permesso di distanziare le inseguitrici, che adesso si ritrovano a 5 punti di distanza dalla seconda posizione. Le 3 inseguitrici sono nell'ordine Atletico Favara, che ha perso lo scontro diretto con il Bovo Marino,
e Don Bosco, Casteltepete fermata in casa dall'Atletico Gattopardo e Burgio, tutte destinate a questo punto ai prossimi playoff. Ma vediamo un po' di analizzare questo turno di campionato che ha registrato tantissime reti. Favara Calcio Montesicani 3-0, Porto Empedocle Burgio 3-0, Atletico Real Monte Sporting 11-0, Bovo Marino Montallegro Atletico Favara 3-1, Don Bosco Atletico Gattopardo 2-2, poi Muxar Empedoclina squadra B 8-0. Per quanto riguarda invece il campionato di seconda categoria, siamo arrivati già ai playoff. Infatti il River Platani ha vinto 2-1 la semifinale playoff contro l'Atletico Marsala e vola in finale dove affronterà il Prizzi, che a sua volta ha battuto nell'altra semifinale il Città di Giuliana. Carmelo Bucari sblocca il risultato per il River Plate, ma il Marsala sul filo di lana riesce a pareggiare. Sembra tutto destinato al pari, ma nei minuti di recupero, esattamente al 92esimo, Bucchieri di testa regala la finale alla compagine del River Platani, che ora adesso giocherà domenica prossima a Palazzo Adriano contro il Prizzi. La vittoria a questo punto è d'obbligo, anche perché il Prizzi ha 2 risultati su 3, avendo concluso il torneo di seconda categoria in una posizione migliore. È morto Rino Costanza, di anni 57, fratello di Luigi Costanza, preside dell'Istituto Rita Levi Montalcini di Agrigento. I funerali saranno celebrati nel pomeriggio a Raffadali, nella chiesa madre, alle 15:30. Alla famiglia Costanza le condoglianze da parte di tutta TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per TVA Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 per chi ha le Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.